Tragedia a Revinelago, bimba di 2 anni e mezzo muore soffocata dal nocciolo di una ciliegia che le è andato di traverso, vani tentativi di salvarla, il paese sotto shock. Dal caldo torrido alla ondata di maltempo in arrivo, allerta gialla fino a martedì, intanto dopo il crollo di Cima Marcora, sopralluogo dei vigili del fuoco in elicottero a San Vito di Cadore. Si è chiusa con le emozioni dello sfilamento delle penne nere la Triveneta del Centenario a Conegliano, dalle sezioni un richiamo costante alla pace, sorvolo degli aerei storici della Grande Guerra, le immagini in esclusiva dal velivolo. Il presidente nazionale Favero non molla la battaglia sul servizio civile obbligatorio e critica il mondo della scuola, oggi dice non insegna più l'identità. E sul tema giovani il governatore Zaia lancia la proposta, formarli per le emergenze di protezione civile, sarebbe bello creare un gruppo di intervento nei territori. Il concerto dei Pinguini Tattici a Villorba, la macchina della sicurezza a retto, ma non sono mancati gli interventi, 70 malori per il caldo, un vigile 64enne investito da un'auto, ha in prognosi riservati in ospedale. Un weekend di super lavoro per il suono della Marca tra Pinguini Tattici e raduno alpini, ma anche per il caldo, Benazzi, piena operatività in prima linea per tutta l'estate. L'insegnante scippata a Castelfranco parla alla figlia, mia mamma è ancora sconvolta, continua intanto la caccia ai 2 uomini che l'hanno colpita in sella una moto blu. Centri estivi alla Canottieri Sile, non solo sport ma anche una giornata ecologica e ha visto protagonisti 40 ragazzi impegnati a raccogliere rifiuti dentro il fiume. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso dunque si apre con la cronaca di una tragedia incredibile che ha colpito l'intera comunità di Revinelago, dove una bimba di nemmeno 2 anni e mezzo è morta soffocata dopo aver ingerito un nocciolo di ciliegia. Il dramma davanti agli occhi dei genitori e una comunità, come dicevamo, che è letteralmente sotto shock. Abbiamo avuto una chiamata al 118 per una minore che ha ingerito un frutto e quindi purtroppo si è soffocata. E sono arrivati i medici e hanno dovuto purtroppo constatarne la morte, anche se è stato fatto il massaggio cardiaco, ed è poi il corpicino della minore è stato portato in ospedale. È stato un sabato sera drammatico nel borgo di San Marco, poche case a ridosso del centro di Revine. Qui sono confluiti gli operatori del SUEM 118 che hanno tentato in tutti i modi di salvare la piccola Viviana Maria Barella, nemmeno 2 anni e mezzo. Tentativi disperati, per la bimba non c'è stato nulla da fare, nemmeno l'intervento immediato di una vicina di casa, infermiera al pronto soccorso di Vittorio Veneto, è servito a evitare il peggio. Letale l'ingestione di un nocciolo di ciliegia cui sono seguiti attimi concitati, la tragedia davanti agli occhi dei genitori. Già credo sul posto, da quello che risulta, avevano tentato una rianimazione chiaramente cardiaca e poi sono arrivati i nostri dell'ambulanza del SUEM e hanno dovuto constatare il decesso. La bimba viveva con mamma Alessandra e papà Renato e le 2 sorelle più grandi, una famiglia conosciuta in paese ben voluta, attorno alla quale si sta stringendo l'intera comunità. Il dolore è lacerante, difficile se non impossibile trovare delle spiegazioni. Listata a lutto la pagina Facebook di Revinelago, oggi il nostro paese piange la morte di un piccolo angelo, si legge. Ai genitori l'abbraccio del sindaco Massimo Maganin, che si è recato con il vice sindaco Elisa Carpenè in borgo San Marco. È un momento particolarmente difficile e triste. In questi momenti a volte sarebbe quasi preferibile che ciascuno di noi rimanesse nel proprio silenzio, ma come sindaco di Revinelago non posso far altro che esprimere la mia vicinanza alla famiglia della bimba e anche e soprattutto i genitori, perché penso che una cosa del genere non saprei nemmeno come definirlo. Una tragedia, questa è l'unica parola che mi viene in questo momento. Sul posto nella serata di sabato anche i carabinieri, vista la dinamica si parla di una tragedia domestica, anche se non possono escludersi ulteriori accertamenti di tipo medico-legale. Proprio per questo si attende il nulla osta della procura e così fissare la data dei funerali della piccola Viviana. Dopo il caldo torrido di questi giorni arriva la prevista ondata di maltempo, la cui intensità ha fatto scattare l'allerta gialla idrogeologica, come vedete, in tutto il territorio regionale. Sono infatti previste in Veneto almeno 2 fasi di tempo spiccatamente instabili, in cui saranno probabili rovesci temporali sparsi e irregolari, con fenomeni anche di forte intensità, quindi rovesci, forti raffiche di vento e anche grandinate. Una prima fase instabile è prevista fino alle prime ore della notte entrante,
e una seconda dalle ore centrali di domani, caratterizzati da fenomeni anche appunto di forte intensità. È possibile anche un innesco di frane superficiali e colate rapide sui settori montani, pedemontani, collinari delle zone in allerta. Possibile anche l'innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria, un rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con possibile allagamento di locali interrati e sottopassi, quindi attenzione ai sottopassi e anche ai garage. L'allerta gialla, come avete visto nel bollettino, è valida da oggi pomeriggio fino a martedì. E a proposito di frane, torniamo a parlare della frana che abbiamo mostrato ieri, eccola qui, dalla cima di Marcora sul sovrapista San Vito di Cadore e Cortina, perché oggi c'è stato un sopralluogo congiunto dei vigili del fuoco in elicottero, lo vediamo in queste immagini, con la provincia di Belluno e anche un geologo incaricato proprio dalla provincia, il geologo Doglioni, e dunque al momento continua il monitoraggio da parte anche del gruppo intercomunale di protezione civile Dolomiti, San Vito di Cadore e Borca di Cadore, in previsione delle prossime precipitazioni che potrebbero quindi comportare l'interessamento della statale 51 da parte di colate detritiche o la nube generata dalla frana con pregiudizio di viabilità. È stata proposta l'attivazione del centro operativo comunale, quindi il COC di protezione civile di San Vito di Cadore fino a giovedì. Fa sapere l'assessore regionale Bottacin che appunto si è concluso nel pomeriggio il sorvolo che avete visto con il geologo Doglioni, e lo stesso geologo ha invitato in via precauzionale ad aprire il COC perché potrebbero verificarsi nuovi crolli, escludendo però situazioni catastrofiche, e se dovessero verificarsi precipitazioni intense nella zona potrebbe innescarsi dunque il fenomeno delle colate detritiche, quindi sopralluogo e monitoraggio attento della situazione anche in quella zona. Torneremo a parlare della cronaca fra poco, però non possiamo non tornare ai grandi eventi che hanno caratterizzato la Marca Trevigiana in questo weekend e ovviamente partiamo dall'evento che si è concluso oggi e dell'evento che ha visto impegnata Antenna 3 Media Nord-Est in 3 giorni di diretta e di racconto in diretto. Ovviamente parliamo della Triveneta del Centenario, il raduno Triveneto degli Alpini di Conegliano, che si è chiuso ovviamente con la giornata clou, quella forse più emozionante dello sfilamento delle penne nere in città, e guardando già però a quello che è il prossimo appuntamento del 2026 con la Triveneta a Gemona. Allora guardiamo e sentiamo le immagini. Rullo di tamburi, prego Francesco. Partiamo dall'atto conclusivo, partiamo dal momento in cui il numero 1 degli alpini di Conegliano, Francesco Botteon, passa la stecca al suo pari ruolo di Gemona, Ivo Del Negro, perché quello degli alpini è un filo rosso che non si interrompe mai, che non conosce la parola fine e guarda sempre avanti. La città del Cima saluta la Triveneta del Centenario e delle 100.000 presenze, riservando le emozioni più forti alla grande mattinata dello sfilamento. Dopo la festa e i cori, è il momento degli occhi lucidi. Sfilano le autorità, i sindaci, i labari e poi sfilano loro, le sezioni, da Bolzano e Trento al Friuli Venezia Giulia. Grazie Trento, grazie Trentini per essere così vicini e numerosi. Quando saremo fuori dalla Valsugana, noi ci daremo la mano. Ecco gli alpini della Carnia con la stella alpina nel cuore, che vuol dire fa il piccolo, fa il grande. Cima Vostanis, Creta Verde, Iop, vuol dire Zermula, vuol dire la creta di Aip, vuol dire la Marianna. Poi tocca il Veneto, da Verona a Valdagno, da Asiago a Vicenza, da Bassano a Padova fino al Cadore, uno spettacolo continuo. Partiti, eccoli! Mai Strack! Grandi ragazzi, avanti così! Il paracadute si riempie di orgoglio e di applausi! Ortigara, 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 Monte Santo dell'Alpino, la tua croce invoca il cielo, solo pace,
Sol Pietà, Sempione, Alpini, Monte, Ortigara. Sfilano portando il simbolo dell'associazione, la colonna mozza, là dove c'è scritto per non dimenticare. Poi arriva la marca alpina, dalle colline di Valdobbiadene fino al Piave. E se questa è la terra del Piave, ecco gli alpini eroici del Montello. Eccoli qua, la famiglia alpina di Treviso. Spicca tra tutte la medaglia d'oro di Enrico Reginato e da parte nostra il reverente saluto alla signora Imelda Reginato che oggi sappiamo ci sta guardando. Senza dimenticare le salmerie di Vittorio. Dalle Alpi agli Appennini, dal centro Italia alla Val d'Aosta, al Friuli, il mulo protagonista della dura vita di montagna. E quando tocca a Treviso, con Mario Conte in testa, il pensiero non può che andare a Giancarlo Gentilini. Come a Biella, anche stavolta non c'è il cappello alpino in ricordo, ma le parole riempiono il vuoto. Il pensiero e il ricordo va a uno di noi, va a Giancarlo, va a quel sindaco della città di Treviso che per 3 lustri ha rappresentato la trevigianità, ha rappresentato l'amore alpino, ha rappresentato la grandezza della Marca. Infine, tra un omaggio del cielo e l'emozione, i padroni di casa di Conegliano, felici di un'edizione indimenticabile. Sorvolano gli aerei storici della collezione Jonathan, della collezione di Francesco Zanardo, sorvolano oggi nei giorni del solstizio, sorvolano la città di Conegliano. In questo viale Mazzini che si accinge ad accogliere e a ricevere gli alpini della sezione della città del Cima, ci sono le lacrime, c'è il senso di appartenenza, c'è l'orgoglio di essere parte di questa famiglia. Questa è la famiglia degli alpini, è la nostra grande famiglia, siamo tutti noi, siamo i 60.000 dell'area coneglianese. Tosat, me viene da piangere, siete grandi. Grandi davvero, avete visto anche le immagini dal velivolo storico della Grande Guerra in esclusiva per Antenna 3, proprio dal velivolo, l'immagine, il colpo d'occhio davvero bellissimo della città del Cima. Una triveneta, avete sentito e avete già sentito nelle parole dello storico speaker, ma anche da diversi striscioni, li vedrete ancora adesso, una triveneta nel nome della pace, del richiamo anche alle nuove generazioni, e quindi si torna a parlare dei giovani, del futuro. Ne ha parlato il governatore Zaia, ne ha parlato anche ovviamente il presidente ANA Sebastiano Favero. È il raduno della pace, visto considerato che siamo reduci da queste tristi notizie di quello che sta accadendo in Teheran con i bombardamenti e viceversa con la risposta su Israele, ma anche l'Ucraina e i 60 conflitti del mondo che abbiamo, quindi il messaggio di pace parte direttamente da Conegliano. È pace la parola che risuona di più allo sfilamento delle penne nere, l'appello della città del Cima che ha vissuto 3 giorni indimenticabili. Il padrone di casa è ancora emozionato. I brividi per una città che ha riconosciuto il valore degli alpini, ha voluto festeggiarla tutti assieme in maniera educata, seria e civile come ci aspettavamo, per cui nessun incidente in 2 giorni, nonostante ci siano state, compreso oggi, quasi 100.000 persone. Diciamo che abbiamo raggiunto l'obiettivo che ci aspettavamo. Uno sguardo alla pace e uno al futuro, ai giovani. Il numero 1 dell'ANA non molla la sua battaglia per il servizio civile obbligatorio, non vuole chiamarlo mininaia. Gli alpini stanno facendo la loro parte con i campi scuola, ma da Roma serve di più, serve che la politica decida. Deve diventare qualcosa di più, deve diventare qualcosa che coinvolga tutti i giovani e che gli faccia fare un periodo tutti, non dico che deve essere un periodo strettamente tipo la naia di una volta, ma un periodo in cui tutti i giovani devono saper stare insieme, saper guardare l'altro, saper fare quello che noi diciamo mettere il noi prima dell'io. Questo è fondamentale ed è un bene sia per i giovani, sia per la nostra realtà, sia per il nostro Stato
fatto sia per la nostra amata Italia. Devono capire meglio il senso di identità, di appartenenza, che non vuol dire escludere gli altri, ma vuol dire capire intanto chi sei, capire i tuoi valori, capire le tue responsabilità. Uno che non conosce le proprie radici è veramente qualcosa che non può andare bene. E purtroppo la scuola di oggi, lo devo dire con forza, non dà questo tipo di insegnamento. Io ho 8 nipoti e lo vedo, non dà questo insegnamento, non dà le radici, non fa capire chi siamo. E Zaia rilancia con una proposta. Ma io direi che potremmo tranquillamente dire che i ragazzi intersettati col tema degli alpini potrebbero essere assolutamente formati per quello che è l'emergenza di protezione civile, visto e considerato che quando chiamiamo gli alpini ci sono sempre. Avere un pelotoncino di pace che è presente in alluvioni, terremoti, incidenti stradali, piuttosto che per colonne mobili che vanno in Italia o all'estero, questa potrebbe essere il grande obiettivo. Un'ultima straordinaria giornata di festa dunque a Conegliano, sono stati davvero 3 giorni intensissimi grazie alla squadra di Media Nord-Est premiata dagli ascolti come sempre record, i tecnici, reparto tecnico straordinario, come straordinari i nostri inviati in questi 3 giorni, Lucio Zanato, Ferdinando Garavello e Omar Costantini. Lucio Zanato e Omar Costantini erano questa mattina anche ovviamente per l'ultima giornata e hanno raccolto le emozioni della mattinata prima dello sfilamento. Sentite. Ma lei è ancora in giro da stanotte? No, sembra di no, era il mio socio. Ho capito. Una controfigura era quella. No, adesso l'organizzazione mi sembra che sia perfetta. Complimenti per ieri sera. Bene. Io vi ho seguito in televisione perché mi ero poi stancato, ho una certa età, però siete stati magnifici. Complimenti. Una 3 giorni stupenda. Sicuramente, anche perché ci richiamiamo sempre ai soliti nostri valori. Saranno sempre i soliti, ma è solidarietà. E quando serve ci siamo. E soprattutto quando si vede tanta gente in arrivo, no? Questa dà ancora più voglia. Sicuramente, ma non avevamo dubbi. Voi siete, lo stand della Proloco, quindi con Conegliano. E ci racconta un po' del suo raduno, perché mi pare di capire, mi diceva prima, sono allora, questa è la nostra prima esperienza come Proloco in un ambito così importante. E è stata una sfida perché noi abbiamo iniziato da 2 anni e mezzo. Però sapevamo che le persone che collaborano con noi, che sono tutte loro, sono in gamba e avrebbero dato il massimo. E così abbiamo deciso appunto di provare. Fino adesso è stata un'esperienza bellissima. Sempre pronti, sempre attivi e sempre presenti soprattutto. Appena arrivati, appena scesi, adesso andiamo all'ammassamento e speriamo che vada tutto bene. È già pronti insomma a partire? Già pronti qua, tutti i gruppi qua della Pedemontana del Veneto. La Pedemontana Veneta già pronta in prima linea, come si dice? Sì, Fietta, Paderno, Monfumo e Castelcucco. Visto dalla parte femminile, che cos'è un raduno di alpini? Non saprei rispondere. Una cosa importante, una cosa importante e molto sentita. Ecco, ma sentita perché ci dice, sembra quasi di vedere... Ma chi ha avuto in famiglia... Sì, ma uno dice, sembra una cosa quasi da combattenti e reduci. E invece... Assolutamente no. Chi ha avuto qualcuno in famiglia che era alpino se la porta dietro questa cosa nel cuore. Siamo pronti, sì, siamo pronti per la sfilata, adesso vediamo un po', facciamo un giretto e via. Tranquilli e pacifici, il sole ci riscalda. Siete scesi col fresco? Sì, siamo scesi col fresco, si dà belluno, insomma. Conserve. Conserve come va? Bene, dai, siamo in parecchi. In quanti siete più o meno oggi? Siamo in una trentina. Cosa? Conserve? Trentina. Sì, più o meno una trentina, sì. Alpini e tutti aggregati. Aggregati, simpatizzanti, tutte quelle cose lì. Il capogruppo cosa dice? Che siamo felici di essere qua, una bellissima giornata, un posto meraviglioso. È importante portare avanti la memoria delle portatrici carniche. Sì, siamo dirette discendenti e il Museo della Grande Guerra di Timau ci ha dato questa opportunità, ha creato il gruppo storico e noi con tutto il cuore portiamo avanti la memoria delle nostre nonne. Qua vediamo insomma futuri probabilmente, no? Chissà, sì, futuri.
diciamo che la via è ben avviata, dunque L'importante è che il cambio generazionale serve. sì, serve, certamente. Grazie. Bene, buon raduno anche a voi. Grazie. E chiaramente anche al Pargolo che sta giustamente in questo momento. Due, ne sono due. Non ce ne eravamo accorti, ma c'è anche il bis, ecco, quello più grande. C'è il piccolo e il grande. Ciao. Come ti chiami? Samuele, ciao. Buon raduno. Insomma, tanti sorrisi oggi alla Triveta, purtroppo però c'è anche una nota triste della giornata, un lutto improvviso che ha colpito e sconvolto la famiglia alpina in queste ore. È morto a soli 52 anni Alessandro Ferraris, vicepresidente della sezione ANA Montegrappa di Bassano e curatore del Museo degli Alpini sul Ponte Vecchio. La tragedia probabilmente per un malore mentre saliva a Cima Grappa, sconvolti ovviamente non solo la sezione ANA Montegrappa ma tutte le penne nere venete. Soltanto, come vediamo in questa immagine, nel marzo scorso ai nostri microfoni Ferraris aveva raccontato con grande entusiasmo il rinnovato museo di Bassano, e oggi questa morte improvvisa che ha sconvolto ovviamente tutta la famiglia alpina. L'altro grande evento, dicevamo, del fine settimana, il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari a Villorba. Ieri abbiamo dato qualche anticipazione, insomma, con le voci dei fans in attesa. Oltre 40.000 le presenze stimate, la fase più critica al termine dello show, ma ordine pubblico e mobilità hanno complessivamente tenuto. Paura però per un incidente che ha coinvolto un agente di polizia locale di 64 anni travolto da un'auto mentre era in scooter. Richiesto il tossicologico per l'autista a prestargli soccorso la comandante Barbara Ciambotti, che sentiamo. Eravamo fuori dal momento in cui c'era il traffico, perché era durante il concerto, ed è successo sulla statale, gli è stata tagliata la strada e lui ha avuto appunto questo incidente. E lì la tensione si è sentita. Ha riportato delle lesioni abbastanza importanti, adesso è in prognosi riservata, non è stata sciolta la prognosi, quindi siamo tutti quanti in attesa che ci diano una risposta per lui. Stanno guardando con apprensione alla terapia intensiva del Cafoncello i colleghi dell'agente di polizia locale travolto da un'auto mentre era a bordo del suo scooter. Il mezzo gli avrebbe tagliato la strada. L'uomo, 64 anni, di Villorba, decano del comando, era tra i vigili mobilitati per il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari. L'incidente all'altezza dell'Istituto Alberini, a poche centinaia di metri dall'ippodromo. La prima a intervenire è stata proprio la comandante Ciambotti. Sì, l'ho soccorso, gli ho dato i primi soccorsi, abbiamo aspettato l'automedica ma non abbiamo potuto intervenire per il rilievo dell'incidente per un conflitto di interessi. Abbiamo chiamato i carabinieri che prontamente, i nostri colleghi sono venuti, anzi grazie, e hanno registrato tutta questa situazione. Quando sono intervenuta io era cosciente, poi dopo penso che per le lesioni che ha subito ha avuto un attimo di abbassamento della tensione ed è un po' perso la conoscenza. Il 64enne, prossimo alla pensione, avrebbe riportato diversi traumi a gambe e braccia. Sarà con ogni probabilità una lunga convalescenza. Aspettiamo con fiducia che torni presto a lavorare con noi. Questo l'episodio più grave all'interno di un sabato di mobilitazione per un evento dai numeri record. 36.000 persone con biglietto, quindi poi c'è tutto l'entourage, poi le persone che si muovono per accompagnare i figli, queste anche quelle sono una grande parte dell'evento perché anche loro si muovono. Noi della polizia locale circa una ventina di persone in servizio in doppio turno per soddisfare tutte le esigenze della viabilità, protezione civile. Io poi devo fare un grande applauso alla mia protezione civile, ma alla protezione civile di Mogliano, di Segusino, di Zero Branco e di Spresiano, che hanno voluto collaborare con noi, e tutti i volontari che non fanno parte della protezione civile ma hanno reso il loro servizio e si sono messi a disposizione di questa macchina per noi. Sul campo anche la polizia locale di Treviso, centinaia le transenne utilizzate, rimosse già di prima mattina. La fase più critica, l'uscita del concerto, dove ai servizi navetta e ai flussi programmati si sono aggiunti migliaia di genitori che dovevano prelevare i figli e non sono mancate delle pretese. Perché i ragazzini dovevano essere riportati a casa, i genitori tutti pronti a riandare a prenderli, quindi hanno fatto un ulteriore ingorgo sull'ingorgo, quindi 36.000 persone a piedi, genitori che volevano assolutamente portare i figli, andare a riprendere i figli praticamente sotto la porta dell'ippodromo. In generale si sottolinea dal comando ordine pubblico e mobilità hanno tenuto. Abbiamo lavorato mesi prima per portare a casa un buon piano di logistica, sperando di averlo fatto bene, ma sicuramente se dovesse risuccedere possiamo migliorarci molto. Buona quindi la prima, si guarda ai prossimi eventi. Test superato, sì, sono orgogliosa di questo.
Questa dunque è la macchina organizzativa, la macchina della sicurezza e poi uno show che ha portato tantissime persone e tantissima felicità ai fans. Hello World, Giovani Wannabe, Pastello Bianco, Ringo Starr, Romantico ma muori, è una carrellata di successi, quella che ha fatto cantare come mai prima l'ippodromo del Sant'Artemio tra i comuni di Villorba e Treviso, dove un popolo colorato ha accolto la band di Riccardo Zanotti. I Pinguini Tattici Nucleari sono il gruppo del momento, nei loro testi si rispecchia un'intera generazione, pop melodici ma testi profondi che catturano e fanno emozionare, migliaia di video finiti anche sui social per uno degli eventi musicali dell'estate italiana. Qualche disagio e mugugno per i parcheggi, il caldo non ha certo aiutato, una settantina i malori, 2 sono finiti in pronto soccorso, ma per la quasi totalità ne è valsa la pena. Incessante l'afflusso di persone per tutta la giornata davanti ai cancelli, il fiume è presto diventato marea, entusiasmo alle stelle sia tra i fan che tra gli esercenti della zona. Siamo carichi. Ok. Da dove venite? Da Padova. Sta andando benissimo, come appunto era previsto, c'è moltissima gente. La mattinata è stata un po' più calma, ma poi il pomeriggio sono arrivati tutti e ne stanno arrivando tantissimi. C'è un po' di coda ovviamente in cassa, però dai, la gente la vedo felice e serena, insomma. Un bel evento? Sì, un bel evento da rifare sicuramente. In migliaia hanno usufruito del servizio navetta della Mom, personalizzata pure la destinazione. Oltre 300 kg di coriandoli pixelati con l'ingresso in scena dei pinguini poco dopo le 21, 2 ore di musica, effetti speciali e un pubblico scatenato. A Treviso e ai fan anche il grazie social di Zanotti, un grazie che sa di rivederci. I Pinguini Tattici da una parte, la raduno triveneto degli alpini dall'altra, in mezzo il gran caldo. Non è stato un weekend di super lavoro soltanto per le forze dell'ordine, ma anche per gli uomini e le donne del SUEM. È stata fornita tanta acqua, le nostre ambulanze, i mezzi e la protezione civile hanno tanta acqua in modo tale da idratare le persone. Sono state ore frenetiche per la macchina dell'emergenza urgenza, il weekend dei grandi eventi tra Dunata Triveneta e concertone dei Pinguini Tattici Nucleari ha coinciso con la prima ondata di calore della stagione, con tanto di bollettino di allerta emesso dalla Protezione Civile del Veneto. Un centinaio gli interventi tra Conegliano e Ippodromo di Villorba, i 2 fronti più caldi in tutti i sensi, 30 nella città del Cima, compresi i malori per abuso di alcol nella notte, 70 al Sant'Artemio, la quasi totalità dei soccorsi è stata effettuata in loco. Al SUEM 118 di Treviso, la primaria Maria Luisa Ferramosca, sottolinea Benazzi, ha coordinato le operazioni senza soluzione di continuità, e questo all'inizio di un'estate che si preannuncia complessa. La rete chiaramente del pronto soccorso SUEM, quindi primo soccorso, noi l'abbiamo già, è già predisposta chiaramente, siamo tutti in linea. E devo dire che interventi per i colpi di calore ci sono già stati, siamo in raccordo anche con i comuni ovviamente, perché quando serve, soprattutto per gli anziani che vivono da solo, portiamo il condizionatore, cerchiamo il pinguino, cerchiamo in qualche modo di dare una risposta. Abbiamo avuto degli accessi in ospedale sempre per colpo di sole o colpo di calore, comunque trattati con idratazione, quindi con una flebo, e poi rimandati a casa. Un anziano è stato soccorso anche in mattinata lungo le mura di Treviso, ricoverato, non sarebbe in pericolo di vita. Se siamo pronti, il nostro personale è formato, creiamo anche degli ambulatori proprio per le persone anziane, per ovviamente soccorrere nel momento in cui dovessero succedere questi casi di ipotimia o comunque di crisi da calore. Sicuramente la rete funziona, l'importante, lo diciamo a tutti, cappello in testa, sempre l'acqua vicino, possibilmente in modo tale da evitare i colpi di calore. Sempre alla cronaca, torniamo alla cronaca con la vicenda dell'insegnante scippata a Castelfranco Veneto. Parla la figlia che dice: mia mamma è ancora sconvolta, intanto continua la caccia ai 2 banditi in moto che l'hanno scippata. Hanno effettuato 5 prelievi prima del blocco delle carte. Mia mamma cerca in qualche modo loro fisicamente
sta bene, non le hanno fatto del male per fortuna, però è ancora molto scioccata perché si ricorda tutto, si ricorda il vociare di questi due personaggi, il rumore della moto e la scena di questa mano che gli prende la borsa e scappano via. Sono sequenze che difficilmente riuscirà a dimenticare la 57enne insegnante che venerdì in pieno giorno è stata vittima di uno scippo nella zona dell'istituto Nightingale a Castelfranco Veneto. A parlare è la figlia che stava attendendo la madre a casa per pranzo. La donna è in sella alla sua bici, poco distante dalla propria abitazione, quando due uomini a bordo di una potente moto blu la sorprendono alle spalle. La vittima ha la borsa sul cestino davanti, accanto al sacchetto della spesa. Sono da poco passate le 12:30, è pieno giorno. Ovviamente ho urlato mia mamma per cercare di farsi riconoscere, per fortuna abbiamo anche due testimoni, abbiamo il bidello della scuola del Nightingale che ha avvisato anche lui poi successivamente i carabinieri prima che arrivasse mia mamma a casa, e un signore che ha seguito mia mamma fino a casa ed era fra l'altro nello stesso negozio dove mia mamma è andata a fare la spesa poco prima, era dietro alla cassa con lei, è venuto fino a casa a dire che anche lui ha visto tutta la scena però non è riuscito a catturare la targa. I due uomini a bordo della moto portano entrambi il casco, addosso una maglietta bianca, la carnagione è chiara, non parlano, difficile capirne la provenienza. Sono chiaramente attimi concitati, quello che è certo è che si impossessano della borsa con all'interno carte, alcune banconote, cellulare, chiavi. Quando la donna torna a casa scattano immediatamente la denuncia e il blocco delle carte, ma nell'arco di mezz'ora i delinquenti riescono comunque a fare dei prelievi. Sono andati a fare delle spese in un negozio a Loreggia e hanno fatto ben 5 pagamenti. Pagamenti tutti sotto la soglia consentita, senza quindi l'uso del PIN. Quello che insospettisce è che il negozio in questione sulla carta risultava chiuso. In ogni caso la denuncia è stata formalizzata, la serratura di casa cambiata. La cosa che a me piacerebbe personalmente, anche alla mia famiglia, è comunque di ritrovare la borsa e il telefono, perché mia mamma aveva degli affetti personali, fra l'altro anche cose relativamente a suo papà, ovvero mio nonno, che è venuto a mancare 4 anni fa. Nel portafoglio aveva anche una sua foto e cose così, sono anche affetti personali, insomma. Pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta con il TG di Treviso. Ed eccoci di nuovo in diretta, il telegiornale di Treviso. Ripartiamo dall'economia e con i dati di questi giorni sulla nuova flessione della produzione, un export che tiene, ma lo spettro dei dazi la fa ancora da padrone. L'automotive, settore strategico del Veneto, preoccupa non poco. Si registra un calo importante dovuto anche alla limitata domanda della Germania, principale paese di esportazione. Tengono bene i veicoli da trasporto, così come il chimico farmaceutico. Meno bene l'agroalimentare, male invece la moda. In forte rallentamento il settore petrolifero energetico, così il presidente dell'agenzia ICE Matteo Zoppas, che si sofferma sullo spettro dei dazi che ancora fa da padrone. Se l'export tutto sommato sta tenendo con un più 1,1%, si registra una flessione della produzione con un meno 1,2%. Una situazione, spiega il presidente, meno negativa di quello che ci si aspettava. Con questi annunci dei dazi che ci sono stati, aperture, chiusure e quant'altro, e l'atteggiamento anche prudente degli imprenditori e anche degli acquirenti nel fare o non fare magazzino all'estero, ci aspettavamo un calo maggiore. A far da padroni rispetto ai dazi è stato un clima di incertezza. C'è una valutazione razionale da parte degli imprenditori di come comportarsi a seconda della situazione. Non c'è una visibilità lunga, in questo momento c'è ancora questa spada del 50% che potrebbe cadere sui prodotti esportati in America, ma già oggi ci sono delle notizie da parte dello stesso presidente Trump che crede che le negoziazioni stiano andando nella direzione giusta. L'attività produttiva del settore manufatturiero nel Veneto orientale prolunga la fase di debolezza a inizio dell'anno, ma con segnali di lento recupero e stabilizzazione. Non si intravedono chiari segnali di svolta a breve, ma la produzione attesa stabile tra aprile e settembre dal 61,3% delle aziende. La presidente di Confindustria Veneto Est, Paola Carron, rimane cauta sui dati del primo trimestre e lancia un appello al governo. Sicuramente è un momento difficile, bisogna affrontare il tema dazi. Noi stiamo chiedendo
una politica industriale italiana ed europea forte e che sappia guardare avanti con una visione di durata almeno di 3 anni. Sicuramente mettere mano al tema dell'energia, che è il tema che sta mettendo in difficoltà maggiormente le nostre imprese, e poi sicuramente sostenere gli investimenti e le imprese che investono. Costi dell'energia del 40% superiori al prezzo medio europeo e con punte dell'80%, effetti delle politiche commerciali USA, minacce di import massiccio dalla Cina come reazione indiretta ai dazi. Queste sono le principali criticità che ci chiamano tutti ad un cambio di marcia, termina la Carrone. I prossimi mesi saranno cruciali per la nostra economia. Carron e Zoppas erano presenti, l'avete visto, all'evento di questi giorni, 250 anni della Garbellotto, evento che ha visto tantissime personalità anche della politica. C'era anche il ministro per lo sport Abodi, che ha fatto il punto sulle opere per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L'esecutivo conferma i 400 milioni di euro per la circonvallazione di Cortina, che slitta dopo l'evento. Sarà pronto e non potrebbe essere altrimenti il villaggio olimpico. Ammette però dei problemini, li ha chiamati così il ministro Abodi, che appunto ospite della Garbellotto ha parlato ovviamente anche dell'Imoco. Conegliano. Noi sappiamo che i problemini fanno parte del percorso. Imprese come quelle che alle quali stiamo concorrendo sono costellate di insidie e anche di problematiche che vanno gestite, così come abbiamo gestito nello spirito di collaborazione, di operosa collaborazione, la pista di bob. E quindi anche il villaggio sarà pronto e quando arriverà il giorno noi saremo lì, mi auguro, a gioire come tutta l'Italia. Non sarà facile, ma l'esecutivo sa che non sono ammessi errori, ogni passo falso del resto avrà eco internazionale. Per questo il villaggio olimpico di Cortina non potrà che essere pronto per l'evento a 5 cerchi. I ritardi oggettivi accumulati, insomma, saranno recuperati. A Sacile, per i 250 anni della Garbellotto, il ministro Abodi ammette problemini, questa è l'espressione usata, ma dà garanzie, e lo fa anche per un'altra opera programmata per le Olimpiadi, la famigerata circonvallazione di Cortina. Noi abbiamo assunto un impegno, dividendo anche per ragioni pratiche, per evitare immobilizzazioni finanziarie eccessive e anche evitare anche di immaginare cantieri durante i giochi, che quello che comunque ci siamo impegnati a fare lo faremo, e questa sarà una delle opere che abbiamo semplicemente spostato come inizio dei cantieri per ragioni pratiche, ma gli impegni si mantengono. Un impegno che peserà per 400 milioni di euro, cifra che lo stesso Abodi di fatto conferma parlando con i giornalisti. L'opera non si tocca ma si sposta. Altro fronte sportivo molto meno complicato, almeno in questo caso, quello del volley. Ospite della Garbellotto, il ministro non può non parlare delle Pantere dell'Imoco, una squadra che di match in match porta il Veneto in giro per il mondo. Questa azienda comunque contribuisce all'eccellenza sportiva, con una squadra che vince, una squadra di donne, quanti elementi tutti assieme che sono rappresentati da questa realtà meravigliosa. A proposito di sport parliamo di Voga, ma in realtà nel prossimo servizio parliamo soprattutto di ambiente. Sono iniziati i centri estivi per molti giovani del territorio. Alla Canottieri Sile di Treviso in particolare si è tenuto, nell'ambito dell'avvicinamento alla Voga, anche una giornata ecologica che ha visto protagonisti 40 ragazzi impegnati a raccogliere rifiuti dentro il Sile. Lattine! Another one? Another cigarette! Oh gosh! Per molti giovani la fine della scuola coincide anche con l'inizio dei campi estivi. Uno in particolare, organizzato dalla Canottieri Sile, prevede non solo l'approccio ma anche l'educazione ambientale, una giornata di attività di pulizia del fiume e delle rive dai rifiuti abbandonati. Dal 9 giugno al 18 luglio e dal 18 agosto al 5 settembre i corsi si svolgono nel contesto del Parco del Sile, nel tratto che va dalla sede dei Canottieri, situata in centro, per tutto il tratto navigabile, attualmente ristretto fino a Ponte Ottavi per lavori di rifacimento della struttura, ma normalmente
gratuite fino alla chiusa di Canizzano. L'obiettivo è sensibilizzare i giovanissimi alla corretta gestione dei rifiuti e alla conseguente attenzione alla tutela dell'ambiente. Aiutare i ragazzi ed i bambini ad aumentare la loro percezione dei problemi, ad interrogarli e ad informarsi. Questo è l'obiettivo del corso, scoprire come le scelte quotidiane, sostenibili o meno, abbiano ricadute anche a livello globale. I tempi di decomposizione dei rifiuti e le buone pratiche per la loro corretta gestione sono anche i temi principali della giornata svolta insieme a Contarina, che mette a disposizione tutto il materiale necessario come pinze, guanti, sacchetti e retini. A fare i complimenti e a consegnare gli attestati personalizzati ai 40 ragazzi partecipanti anche il sindaco Mario Conte, il presidente della Canottieri Massimo Donadon, il responsabile Nicola Romano e il presidente di Contarina Sergio Baldin. Fantastico! Torniamo nel Bellunese, tutto pronto a Igne per il tradizionale appuntamento con l'Infiorata, quest'anno alla 27ª edizione. Ogni fiore, ogni petalo, ogni stelo raccontano una storia fatta di devozione e di amore per il proprio paese. Dal 1997, senza sosta, ogni anno a Igne, piccola frazione di Longarone, il Corpus Domini è una festa vissuta con il cuore e con le mani operose dei volontari che trasformano le vie del paese in un tappeto di fiori in carta crespa, frutto del lavoro instancabile di una intera comunità. Noi facciamo arrivare la carta dalla Finlandia, la carta Pirka, usiamo la carta crespa in varie grammature e in base al fiore che dobbiamo realizzare la lavoriamo. La varietà dei fiori rappresentati è grande. Il prossimo 22 giugno i visitatori potranno ammirare botton d'oro, iris, margherite e narcisi inseriti in varie ambientazioni. Un evento nato dall'idea di Augusta De Bona che di anno in anno crea socialità. L'obiettivo che lei aveva era quello appunto di fare comunità e comunità tra chi aveva varie specializzazioni. A ogni edizione dell'Infiorata di Igne c'è un tema: colori, stagioni, passi del Vangelo, ma anche mestieri, mesi di lavoro per accompagnare la processione del Corpus Domini. Che al termine di questa giornata c'è ancora circa un mesetto e mezzo di lavoro, soprattutto da parte delle donne che selezionano i fiori. Vengono comunque riposizionati per tipologia nei loro scatoloni e mettono già da parte quelli che eventualmente ritengono dover rifare o comunque sistemare. Un'arte effimera che dura poche ore ma lascia un segno profondo. A Igne ogni Corpus Domini è un piccolo miracolo di colori e di collaborazione. E con queste immagini si chiude l'edizione di Treviso per questa sera. Vi lascio al meteo, grazie per averci seguito e arrivederci.